Il viaggio prevede il nostro arrivo a Norcia con la consegna appunto del materiale che è stato raccolto dai gruppi alpini del comune di Fara di Soligo e consegneremo alla Protezione Civile di Norcia quanto raccolto. E noi andiamo a consegnare questo materiale con orgoglio e con la consapevolezza di dare una mano a della gente che ha più bisogno sicuramente di noi in questo momento, e dimostriamo che Fara è presente con la propria popolazione in questo tragico momento. Noi su questi momenti per la solidarietà ci teniamo perché è successa una disgrazia molto grossa lì. Ci teniamo a fare un aiuto personale dei gruppi qua. Abbiamo raccolto alimentari, anche vestiti, abbiamo comunque la maggior parte tutti sono alimentari.